Buongiorno, buon pranzo per chi si è accinto al pranzo, spero di non disturbare troppo chi sta pranzando e cerchiamo di essere anche abbastanza veloci. Oggi solito aggiornamento sulla situazione relativa al coronavirus in Polesine, ma poi nella seconda parte dedicheremo uno spazio ad una inaugurazione virtuale, all'inaugurazione di un nuovo mammografo con tomosintesi che è venuto ad arricchire la dotazione tecnologica e diagnostica dell'ULSS 5 Polesana, e per questo qui accanto a me c'è il dottor Massimo Favate, il direttore della radiologia dell'ULSS 5. Quindi poi presenteremo e spiegheremo cos'è questo nuovo mammografo con tomosintesi e a cosa serve e ripeto, faremo questa inaugurazione virtuale in tempi di Covid. Per quanto riguarda invece il Covid-19 e come si sta comportando in ambito polesano, confermo quello che ho detto nei giorni scorsi. La curva della incidenza, vale a dire dei nuovi casi positivi rispetto al totale delle persone che vengono sottoposte a tampone, si mantiene stabile e in decrescita rispetto alle settimane precedenti. Oggi presenta un valore di 4,9, insomma del 5%, 3-4 settimane fa eravamo al 7%, quindi insomma è una diminuzione sensibile. Ovviamente la curva del contagio cumulativo, cioè la curva della prevalenza, vale a dire il totale dei contagi rispetto alla popolazione, continua a crescere perché ogni giorno noi abbiamo nuove positività. Ma l'elemento importante, come dicevo anche nei giorni scorsi e anche nella settimana precedente, è questa curva dell'incidenza che dopo essersi stabilizzata sta anche scendendo. Per ribadire quello che ho già detto come similitudine altre volte, che la macchia d'olio del contagio in Polesine non ha dilagato, non si è sparpagliata, diciamo, non è scappata via. Come più volte ripetuto, non è scappata via per tutta una serie di motivi: la rete territoriale, la responsabilità dei cittadini, le azioni dell'azienda sanitaria dal punto di vista diagnostico, l'esecuzione dei tamponi. Viaggiamo oltre 4.000 tamponi al giorno oramai abbastanza stabilmente, e l'attività di individuazione, quindi dei positivi, dei contatti stretti, il tracciamento e l'isolamento di questi. Quindi tutte queste azioni hanno permesso di far sì che il Polesine sia la provincia del Veneto con il più basso tasso di incidenza di positività e con il più basso tasso di prevalenza. C'è una piccola preoccupazione, devo dire, una piccola preoccupazione ce l'ho, perché tuttavia rispetto a questo andamento che confermo, il 29, il 30 e l'1 e il 2 abbiamo visto un rialzo dei valori dell'incidenza, cioè dei nuovi casi di positivi sul totale delle teste sottoposte a tampone. E difatti, se vi ricordate, l'altro ieri abbiamo avuto 2 o 3 giorni con dei dati di nuovi positività anche particolarmente alti. Oggi ne presentiamo 89, che sono una trentina circa in meno rispetto a ieri. Di questi 89, 25 erano già in isolamento domiciliare. Sottolineo ancora una volta, mi piace sottolineare questo aspetto, cioè che molti dei positivi che riscontriamo sono comunque persone che già erano in isolamento, quindi già poste, già tirate via dalla potenziale catena del contagio. Dicevo, c'è stata in quei 4 giorni una
una rialzata di cresta dell'incidenza. Allora, dal momento che, come dicevo, le azioni che l'ULSS mette in campo dal punto di vista diagnostico, dal punto di vista del tracciamento, sono sia dal punto di vista numerico che per la parte qualitativa le stesse, che il virus biologicamente è sempre lo stesso e non è cambiato, che le azioni istituzionali di contenimento sono sia governative che regionali sono le stesse, mi viene il dubbio che ci sia stato magari un pelo di allentamento dell'attenzione da parte dei cittadini polesani. È un dubbio, sto cercando di capire perché abbiamo avuto questo rialzo, per carità, lieve, ma comunque che merita una attenzione. Allora, questo non deve succedere, non deve essere così, perché vedete, sottolineo alcuni aspetti. In questa seconda ondata ci sono alcuni elementi salienti. Innanzitutto il numero dei contagi è più alto rispetto alla prima ondata, cioè la prevalenza, il numero dei contagi in senso assoluto è decisamente più alto rispetto alla prima ondata di primavera. L'età media dei contagiati è più bassa rispetto alla prima ondata. Il numero dei ricoveri è più alto rispetto alla prima ondata. È chiaro, se ho più contagiati, statisticamente ho anche più ricoverati. L'età media dei ricoverati è più bassa rispetto alla prima ondata. Nelle case di riposo abbiamo visto un numero di operatori positivi maggiore rispetto alla prima ondata, legato alla vita di relazione di questi operatori. Sempre nelle case di riposo abbiamo avuto un numero di positività tra gli ospiti maggiore rispetto alla prima ondata. Pur rimanendo, come ho già detto all'inizio, il Polesine il territorio che ha il più basso tasso di incidenza e di prevalenza del Veneto e direi anche del centro-nord. Quindi pur mantenendo il nostro territorio quegli aspetti assolutamente positivi che c'erano stati anche già nella prima ondata. Però da un punto di vista dell'entità e dell'impatto, come dicevo, questa seconda ondata è stata più pesante e con conseguenze anche più impattanti anche in rapporto alla più giovane età delle persone contagiate e ricoverate. E poi dirò anche due parole sui decessi. Allora, tutti questi elementi che ho citato poc'anzi devono assolutamente farci riflettere sulla pericolosità della situazione e quindi devono farci capire che è il momento in cui non dobbiamo assolutamente mollare, diminuire l'attenzione dal punto di vista della responsabilità, dal punto di vista del rispetto delle regole di sicurezza. Non voglio entrare nella discussione relativa anche al recentissimo DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardo alle azioni limitative durante il periodo delle festività. Non entro nel merito, però quello che voglio dire, non dobbiamo assolutamente calare l'attenzione e il senso della responsabilità. Le misure cautelari, l'utilizzo della mascherina, il rispetto dei distanziamenti, soprattutto anche nella vita quotidiana, quando andiamo a fare la spesa, quando andiamo in un negozio, quando giustamente ci vediamo con qualcuno per bere un caffè, voglio dire, ecco, però manteniamo la massima attenzione. Bene. Quindi, dicevo, i dati sono incoraggianti dal punto di vista anzi direi che sono assolutamente
denotano certamente un calo del morso del contagio, però ricordiamoci, siamo ancora in piena presenza di coronavirus e ce l'avremo ancora per un bel po', quindi non molliamo l'attenzione, anche perché mantenere alta la nostra attenzione, il nostro senso di responsabilità è l'unica arma che abbiamo a disposizione per cercare di evitare o di contenere una eventuale terza ondata del virus. Accennavo al discorso dei decessi. Certamente avete letto, avete sentito quasi quotidianamente la segnalazione purtroppo del decesso di persone che hanno contratto il coronavirus. Per carità, nella maggior parte dei casi stiamo parlando di persone non solo più avanti nell'età, ma anche con delle problematiche di base anche importanti, oltre ad avere contratto il coronavirus. Però certamente questo numero di decessi è un aspetto pesante di questa pandemia. In Polesine siamo arrivati a oggi, purtroppo abbiamo proprio toccato la quota 100 tonda tonda dal punto di vista dei decessi dall'inizio della pandemia, cioè da febbraio, quindi i decessi di persone che hanno presentato positività al coronavirus. Poi non sto a sottilizzare se stiamo parlando di decessi per coronavirus, decessi con coronavirus, stiamo parlando quindi di decessi di persone che hanno presentato positività al coronavirus. È un numero importante e magari anche tra voi, tra voi cittadini, può anche sorgere l'idea che ci sia una situazione particolarmente grave dato il numero dei decessi. Anche in questo caso utilizzo dei dati, utilizzo dei numeri che ci permettono di fare anche le debite proporzioni tra la nostra realtà e le realtà circostanti. E per quanto riguarda il dato dei decessi, ripeto, partendo dall'inizio della pandemia, vale a dire dalla fine di febbraio ad oggi, e prendendo in considerazione le persone che sono decedute con positività al coronavirus, in Italia il dato nazionale, il dato medio nazionale è 3,5%. In Veneto il dato è 2,6%. In ULSS 5 il dato attuale è 2,25%, vale a dire 100 persone decedute sul totale dei 4.403 positivi fino ad oggi. Ecco, quindi è un 2,2%, quindi come vedete è nettamente più basso rispetto al dato italiano e anche più basso rispetto al dato medio veneto. Ricordo che in primavera, durante l'ondata di contagi primaverile, la percentuale dei decessi, vale a dire delle persone decedute con positività al coronavirus sul totale della popolazione, aveva toccato il 7%. Per dire che cosa? Che nella prima ondata, pur avendo numeri del contagio minore, abbiamo avuto una maggiore mortalità, perché in quel periodo primaverile, se ricordate, il contagio aveva prevalentemente interessato le fasce più alte, più anziane della popolazione. In questa seconda ondata, dove il numero dei contagi è in numero assoluto più alto rispetto alla prima, sono stati però prevalentemente interessate
è stata prevalentemente interessata una fascia di età sia per i contagi che per i ricoveri più giovane rispetto alla prima ondata, e quindi la percentuale dei decessi totale a partire dalla primavera, a partire da fine febbraio ad oggi, è 2,25%. Nel periodo primaverile, cioè in quella fase, aveva toccato il 7%. Quindi, pur avendo più contagi, da un punto di vista di proporzione abbiamo meno decessi in proporzione rispetto al periodo primaverile. Certamente i decessi interessano anche in questa fase prevalentemente persone più anziane, interessa soggetti più anziani, ma purtroppo abbiamo avuto decessi anche in persone più giovani. Ricordo comunque che la stragrande maggioranza dei decessi che abbiamo avuto vedono coinvolte persone che oltre al contagio presentano comunque delle importanti patologie di fondo. Abbiamo avuto anche delle situazioni comunque dove l'andamento della malattia da coronavirus è stato rapido e travolgente senza lasciare possibilità di trattamento. Ho parlato dei decessi, ho parlato di trattamenti, parliamo dei ricoveri. Per quanto riguarda i ricoveri, oggi noi abbiamo 108 persone, abbiamo 116 persone ricoverate, 108 presso l'ospedale di Trecenta, 94 nell'area medica e semi-intensiva, 14 in terapia intensiva, un paio di queste sono anche persone che vengono da fuori provincia, e nel totale di quei 116 ricoverati per Covid che abbiamo, circa una quindicina sono fuori provincia o addirittura fuori regione. Dicevo 94 nell'area Covid medica e semi-intensiva respiratoria, 14 in terapia intensiva, come ho detto, e poi abbiamo 8 ricoverati in malattie infettive a rovigo. Come ho più volte accennato, dal punto di vista dei posti letto noi non abbiamo particolari problemi di disponibilità. Abbiamo risorse, abbiamo letti a disposizione se dovessimo avere bisogno di attivarli. Fortunatamente anche per l'attività dei nostri medici, del nostro personale che assiste queste persone, diciamo che abbiamo anche un certo numero di guarigioni che permettono quindi un turnover, l'uscita di questi degenti dall'area Covid, e il numero dei ricoverati, se qualcuno ha anche seguito i dati, negli ultimi tempi sono anche abbastanza stabili, e anche questo è un elemento importante. Sempre dal punto di vista dei numeri e dei grafici, l'ULSS 5 Polesana è quella che per quanto riguarda i ricoveri è in fascia 3, quella gialla, sia per quanto riguarda la terapia intensiva che per quanto riguarda l'area non critica, mentre tutte le altre aziende ULSS e le aziende ospedaliere sono in fascia 4 o 5. Quindi è chiaro che l'andamento dei ricoveri riflette anche l'andamento del contagio. Giusto per informazione di carattere statistico, si prevede che ogni 100 persone positive noi abbiamo a distanza di 10 giorni un potenziale ricovero in terapia intensiva. Questo diciamo sono quegli elementi statistico-epidemiologici che ci permettono anche di realizzare le curve predittive su come possono andare le cose per quanto riguarda
per quanto riguarda appunto il carico sugli ospedali. Come dicevo, la situazione ricoveri è discretamente stabile negli ultimi giorni, ma però è un carico fortemente pesante sui nostri operatori che stanno svolgendo l'attività di assistenza, ai quali va il mio ripetuto ringraziamento. Medici, infermieri, OSS. Stiamo cercando anche di valutare la possibilità di dare un ricambio a queste persone, anche perché, come ho già detto altre volte, sono state sospese le ferie, il carico di lavoro è pesante proprio come tipologia di lavoro e nelle condizioni in cui viene svolto. Quindi stiamo cercando, ecco, di dare un cambio alle persone che sono interessate all'attività di assistenza, e quindi rivedendo alcuni assetti organizzativi proprio quantomeno per fare in modo, prima di tutto, di poter dare anche delle pause di riposo, cioè un po' di ferie a queste persone, anche se, ripeto, siamo in piena situazione epidemica e quindi purtroppo abbiamo bisogno di tutto il personale dell'azienda, però insomma, se si riesce a dare un minimo di qualche giorno di riposo, di ferie a queste persone. Altro anche di scambiare, cioè quelle persone che hanno fatto l'assistenza in area Covid fino ad ora, scambiarle, cioè portarle sui reparti di Rovigo e di Adria e scambiarle con altre persone che vengono da Rovigo e da Adria. È chiaro che devono avere competenze analoghe, nel senso che non si può improvvisare, insomma, la competenza di un infermiere, di un medico per quanto riguarda l'assistenza ai pazienti Covid, cioè abbiamo bisogno quindi di figure internistiche, pneumologi e, per quanto riguarda la terapia intensiva, anestesisti, rianimatori e infermieri che abbiano esperienza, insomma, anche di questo tipo di assistenza. Poi certamente stiamo utilizzando anche altri medici, chirurghi, medici di altre specialità che si sono resi disponibili per dare una mano ai colleghi internisti e pneumologi e anestesisti rianimatori, perché, ripeto, è importante lo sforzo e l'impegno di tutti. Altro fronte, quello delle case di riposo, è un fronte importante, come ho già detto in altre occasioni. Noi abbiamo 2 focolai che si stanno spegnendo, sono quelli di Ficarolo e quello di Fratta Polesine, ma ne abbiamo 2 attivi importanti, uno più importante nel senso di più pesante dell'altro, ed è il focolaio di Lendinara. Oggi siamo a 73 ospiti positivi, mentre invece, sempre come focolaio recente, quello di Corbola non ha avuto crescite. Quello di Lendinara quotidianamente in questi giorni presenta delle nuove positività. Ho già spiegato che quando nasce un focolaio di coronavirus in una casa di riposo dobbiamo attenderci per almeno 8-10 giorni, da 7 a 10 giorni, dobbiamo attenderci da quando inizia una crescita dei casi di positività legate a tempi differenziati di incubazione del virus tra gli ospiti. Quindi la situazione nelle case di riposo è certamente importante, però, ripeto, focolai attivi fondamentalmente sono 2, quello di Lendinara, importante dal punto di vista numerico, e quello di Corbola, mentre invece il focolaio di Ficarolo e di Fratta Polesine, nonché quello di Rosolina, sta andando a ridursi, perché siamo entrati nella fase quindi della stabilizzazione dei contagi e della negativizzazione degli ospiti. Difatti a Fratta Polesine sono rimasti 10 gli ospiti ancora positivi, erano più del triplo, e anche a Ficarolo si sta nettamente riducendo il numero delle positività, che oggi sono 25.
Importante è anche il numero degli operatori positivi. L'ho spiegato molte volte, lo ripeto, l'operatore, il contagio lo vede nell'ambito della sua vita quotidiana e in questa seconda ondata, dove abbiamo avuto un numero di contagi più alti, abbiamo statisticamente avuto anche un numero di operatori positivi più alto rispetto alla prima ondata. Garantisco che utilizzano correttamente i dispositivi di protezione, però ripeto, il contagio avviene nell'ambito della vita di relazione, dopodiché viene portato anche dentro la casa di riposo. Quindi le case di riposo sono un fronte, come dicevo, caldo, importante, che ha la nostra massima attenzione. Ci sono questi 2 focolai attivi, mentre gli altri 2 si stanno spegnendo. Stiamo comunque parlando di numeri che sono ancora assolutamente accettabili in termini di numero di positività totali, 160 sui 2.475 ospiti, e positività degli operatori 75 sul totale di 2.252. Le case di riposo hanno anche il fronte particolarmente, come dire, fronte difficile della scarsità di personale, della difficoltà di reperire personale anche per sostituire gli operatori positivi. Stiamo dando una mano già dall'inizio anche di questa seconda ondata della pandemia alle case di riposo, in particolare a quelle colpite dalle positività, con i nostri operatori costantemente presenti per collaborare, per dare un aiuto appunto in queste strutture. Oltre ad avere attivato un bando all'interno dell'azienda per reclutare infermieri disponibili ad eseguire dei turni presso le case di riposo. Finora hanno dato la loro disponibilità a circa 8 infermieri. Non è molto, ma diciamo che è già qualcosa. La scuola mantiene stabile la sua situazione dal punto di vista delle positività degli studenti, del riscontro di positività tra gli studenti. Dall'inizio della seconda ondata, o meglio, dalla riapertura delle scuole ad oggi, gli studenti positivi hanno rappresentato lo 0,69 del totale su 25.051, gli insegnanti positivi l'1,24%, 34 insegnanti su un totale di 2.752, e il personale ATA positivo è lo 0,25%, 2 persone su un totale di 793. Quadro generale, non aggiungerei altro. Diciamo che l'unica cosa che mi preme ripetere è che è il momento di mantenere l'attenzione assolutamente alta. La situazione in Polesine è una situazione buona, certamente l'informazione, le notizie sui decessi, su queste puntate anche di 120, 140, 170 positività che abbiamo visto nei giorni scorsi sono impattanti sicuramente, ma ripeto, guardando la situazione nel suo insieme, ecco, è una situazione buona, certamente migliore rispetto alle realtà territoriali circostanti. Dobbiamo mantenerla così. Veniamo alla nostra inaugurazione virtuale. Da alcuni giorni è entrato in uso nella nostra azienda una nuova macchina. Si tratta di un mammografo con tomosintesi. È un apparecchio veramente di evolutissima tecnologia, un apparecchio che è stato acquisito
da parte della Regione per l'azienda ULS 5, percorso di acquisizione che è partito circa un anno fa e che si è concluso appunto recentemente. Devo dire che per quanto riguarda questo percorso di acquisizione ci aveva dato una mano anche il consigliere, l'ex consigliere regionale Azzalin, che ringrazio per la collaborazione che c'era stata in quel momento. La Regione è stata molto sensibile alla nostra richiesta di avere questa attrezzatura. Come dicevo, è un'attrezzatura di altissimo livello tecnologico. Che cos'è un mammografo con tomosintesi? È una macchina che viene utilizzata per la diagnostica mammaria, no? Si unisce agli altri mammografi che abbiamo, quindi non va a sostituirli, si aggiunge alla dotazione dei mammografi che abbiamo e in questa maniera amplia anche la nostra potenzialità diagnostica anche dal punto di vista quantitativo, perché abbiamo una macchina in più. Quindi attività di diagnosi mammaria per lo screening del tumore della mammella in primis, ma anche per tutta quella che è la diagnostica che interessa la mammella. Qual è la caratteristica saliente di questa macchina che adesso vi spiegherà meglio il dottor Favat? Fondamentalmente dà una immagine tridimensionale. E che cosa, da un punto di vista funzionale, che cosa significa questo? Cioè, che vantaggio ci dà rispetto al classico mammografo, che rimane comunque strumentazione assolutamente valida? Beh, che soprattutto in quelle situazioni di tessuto mammario in donne più giovani, che talvolta presenta con la mammografia classica presenta dei dubbi interpretativi che poi necessitavano di ulteriori approfondimenti, la visione tridimensionale del mammografo con tomosintesi permette di fare in un'unica soluzione una diagnosi precisa, completa, eliminando anche questi dubbi. Quindi, come capite, per quanto riguarda la qualità della sanità polesana, cioè per quanto riguarda la qualità delle prestazioni che vengono fornite ai cittadini del Polesine, in questo caso soprattutto per la diagnosi mammaria, ecco, c'è un avanzamento importante perché permette di avere delle diagnosi più precise e anche più rapide, perché viene fatta la diagnosi in un'unica soluzione anziché dover fare magari una prima e poi una seconda prestazione. Però, ecco, detto questo, e quindi a me piace sottolineare quindi che la qualità dell'assistenza sanitaria del Polesine si arricchisce ulteriormente con questo strumento. Voglio aggiungere un'altra cosa a proposito della diagnosi mammaria, in particolare dello screening mammario, dove questa macchina troverà la sua maggiore applicazione. In questo periodo di Covid-19 ci sono molte donne che alla chiamata per l'esecuzione della mammografia, per lo screening del tumore della mammella, rispondono negativamente perché hanno paura di venire in ospedale. È un atteggiamento umanamente comprensibile, però vorrei dire questo. Guardate che l'accesso negli ospedali, e in particolare anche per quanto riguarda le prestazioni dello screening mammario, della mammografia per lo screening mammario, queste prestazioni avvengono nella massima sicurezza dal punto di vista dei distanziamenti, della sanificazione. Quindi rinnovo il mio invito a essere presenti al momento appunto dell'appuntamento per la mammografia, per lo screening mammario. È una cosa assolutamente importante dal punto di vista della prevenzione, perché ricordo che il tumore della mammella, che è il più frequente tumore nel genere femminile,
nella donna il tumore della mammella, se colto in tempo, ed è lo scopo dello screening per il tumore della mammella, se colto in tempo, dà una guarigione nel 98% dei casi oramai. Quindi mi raccomando, ecco, non abbiate paura, potete venire con tranquillità ad eseguire lo screening per il tumore della mammella, ad eseguire la mammografia, ed oggi possiamo mettere a vostra disposizione anche questa nuova strumentazione. Il dottor Massimo Favata è il direttore della radiologia dell'ULSS 5 e darà delle spiegazioni certamente più esaurienti rispetto a quello che ho detto io su questa strumentazione. Grazie direttore, e volevo fare un breve approfondimento sulle caratteristiche tecnologiche di questa nuova apparecchiatura, e come giustamente ha detto il direttore generale, questa è un'apparecchiatura che ci consente di acquisire il volume della mammella anziché l'immagine su un solo piano dell'anatomia della mammella, con una tecnologia che nasce dalla vecchia tomografia radiologica, ma che con le apparecchiature attuali consente, con una piccola pendolazione del tubo, di acquisire il volume della mammella, che viene poi rappresentato in una serie di fettine, per così dire, di sezioni millimetriche, e quindi vengono scomposte le immagini che prima risultavano sovrapposte, con una definizione, un dettaglio anatomico e strutturale che era assolutamente impensabile fino a qualche tempo fa. Questo a fronte di una piccola maggior dose di radiazioni, però il vantaggio sicuramente da un punto di vista diagnostico è fondamentale. Non solo, ma anche questa modalità di acquisizione consente una compressione meno spinta della mammella, con un miglior discomfort della signora che si sottopone all'esame, che quindi risulta essere anche più tollerabile, cosa da non sottovalutare, perché quindi una delle difficoltà per far accettare, soprattutto da alcune donne particolarmente sensibili proprio al dolore che veniva evocato dalla compressione della mammella. Inoltre abbiamo la possibilità con le dotazioni accessorie di eseguire le biopsie guidate dalla tecnologia tomosintesi, e quindi avere una precisione assolutamente più accurata nell'esecuzione dei prelievi bioptici, che vengono attualmente eseguiti con delle tecnologie d'aspirazione che consentono l'aspirazione di grossi fruttoli di tessuto mammario, però con grandissima precisione. Come dicevo, inoltre riusciamo a vedere in maniera molto più definita tutte quelle microcalcificazioni che compongono, che accompagnano spesso la patologia neoplastica della mammella. Questo a fronte di un impiego migliore della tecnologia. Dopo c'è da dire anche che l'acquisizione, come aveva accennato il direttore, della tecnologia in più ci consente una migliore ottimizzazione della tempistica di esecuzione degli esami, un maggior gradamento delle persone, quindi con una maggior sicurezza nel loro accesso alle prestazioni, non solo quindi un'accuratezza migliore, ma anche una sicurezza che in questo periodo di tempo è sicuramente da apprezzare. Inoltre avremo ancora la possibilità, perché questa è una macchina che è destinata anche a crescere dal punto di vista tecnologico nel tempo, avremo anche la possibilità nel tempo di dotare l'apparecchiatura del modulo per l'utilizzo con l'iniezione del mezzo di contrasto, e quindi anche qui dare degli strumenti di maggior definizione delle lesioni che si vedranno, fino a ridurre ancora di più i richiami, tutte quelle indagini di approfondimento che attualmente un po' appesantiscono il flusso diagnostico.
Vi è da dire che diciamo, attualmente la tomografia 3D, la mammografia 3D diciamo, è validata per le indagini di secondo livello o per i controlli oncologici, non è tanto usata per il primo livello, in quanto nel primo livello si tratta generalmente di, il primo livello parlo dello screening, il primo livello di screening si tratta di persone sane e quindi come la normativa ci impone dobbiamo usare la dose più bassa possibile per fare diagnosi, però nel caso in cui ci siano delle persone che hanno una composizione di mammella particolarmente densa, quindi donne di fascia di età più giovane, oppure controlli oncologici, oppure persone che hanno necessità, quindi perché la storia loro impone un approfondimento particolare, certamente queste si avvarranno molto di più della tecnologia che abbiamo recentemente acquisito. E quindi questo è sicuramente per noi un arricchimento professionale e ci porta diciamo, in linea con gli standard più evoluti nell'ambito della senologia e dello screening in ambito regionale, ma non solo, anche in ambito nazionale. Diciamo. Questo per riassumere un pochino quelle che sono le caratteristiche della macchina. Rispetto alla nota che ha fatto il dottore sulla adesione alla campagna di screening, diciamo che in questo periodo di seconda fase diciamo, della pandemia, rispetto alla prima fase non è stata interrotta la campagna di screening, anzi siamo stati stimolati a cercare di recuperare quella porzione di donne che non avevano avuto la possibilità durante la prima fase di accedere allo screening e seppur con una certa difficoltà per le ovvie ragioni che potete conoscere, insomma stiamo cercando di recuperare per quanto possibile, più rapidamente possibile, anche quella fetta di donne che non avevano avuto la possibilità di accedere nel primo periodo dello screening. Questo grazie anche alla collaborazione fattiva delle volontarie della Lega Italiana contro il tumore che ci danno una grossa mano invitando le donne a non perdere il loro appuntamento. Loro si sono incaricati di darci una mano telefonando ad ognuna delle donne che sono appuntamentate cercando di convincerle a venire a fare quindi a completare la campagna di screening anche in questo periodo e noi stiamo avendo discreti risultati perché la nostra adesione è sopra l'80%, per cui insomma abbastanza buono in questo periodo, non è proprio il 100% non è raggiungibile, però insomma siamo abbastanza benissimo. Ecco, questo direi che può essere, sono le cose fondamentali. Bene, anche se non mi vedete, ecco, adesso ci rivediamo. Io direi che chiudiamo qui per oggi. Io vi ringrazio, vi auguro buon fine pranzo, vi auguro buon pomeriggio e ci risentiamo nei prossimi giorni. Grazie.